Grazie anche agli ultimi arrivati, gli amici anche dello Scottish National Party, partito nazionale scozzese, Giovanni Della Valle, che è venuto a trovarci. Questa sera e che poi parleranno, quindi saremo anche brevi. Però brevi, ma non rinunciamo ad un ruolo. Perché io mi ricordo la prima volta che sono andato in TV, vado pochissimo in TV perché ovviamente diciamo le TV sono anche teatro della classe dirigente e noi in un qualche modo ci proponiamo invece come società civile. Però una volta mi hanno invitato nel 2008, la prima volta che mi hanno chiamato, e mi avevano chiamato perché avevo mandato un comunicato stampa in cui annunciavo che il Veneto nel 2012, era il 2008, gennaio 2008, nel 2012 sarebbe stato di lì per conquistare l'indipendenza. Tutti risero perché nel 2008 sembrava uno scenario folle, ma il progetto invece era lo stesso di cui stiamo discutendo questa sera. Se la politica veneta, la classe dirigente veneta, in questo momento discute l'indipendenza del Veneto, non è perché dal cielo qualcosa è caduto, perché il destino ha fatto sì che questo venisse, no, è stato perché delle persone preparate, determinate, avevano intuito che questa era la via, avevano intuito qual era il percorso e hanno messo in questi anni gli elementi sul tavolo nella società civile affinché si arrivasse a un grande dibattito che oggi è sotto gli occhi di tutti. Non rinunciamo a questo ruolo, non possiamo rinunciarvi, perché se oggi si parla di indipendenza del Veneto perché queste persone coraggiose allora avevano indicato il percorso nelle esatte modalità nelle quali si sta discutendo oggi. Oggi, in un momento di difficoltà, abbiamo il dovere di dare la visione, abbiamo il dovere di indicare, secondo noi, in virtù di questo ruolo storico che in un qualche modo ci siamo disegnati, qual è secondo noi la situazione in cui stiamo vivendo. Abbiamo il dovere di dare una soluzione, perché nel momento in cui ci troviamo nell'impasse, perché è inutile nasconderselo, ci troviamo nell'impasse, il Consiglio regionale ha sì recepito un progetto di legge, lo sta sì discutendo, ma è inutile nascondersi che non ha deciso nulla. È inutile nascondersi che anche in questa settimana la prima commissione affari istituzionali, dove è ritornato il progetto di legge, si sta perdendo in questioni che non sono questioni serie, non sono questioni oggettive, ma appartengono all'arte di rinviare le cose. Allora in questo momento in cui c'è questa nebulosa, a me piace anche una provocazione che ci aveva fatto un relatore che spesso accompagna le nostre serate, che è un relatore che appartiene a una parte politica che notoriamente non è a favore dell'indipendenza, del sindaco di Silea Silvano Piazza, che poi ascolteremo, e che ci fece una domanda provocatoria nella prima serata di plebiscito 2013 che aveva fatto a Conegliano: ma ve lo faranno fare il referendum? Beh, allora noi abbiamo il dovere in questo momento di spiegare che il plebiscito si farà, e si farà per un motivo molto semplice. Lo si farà perché noi siamo veneti e siamo abituati a dare soluzioni
e non a individuare semplicemente problemi e a lamentare problemi. Noi ci siamo fatti una reputazione nel mondo perché abbiamo saputo trovare le soluzioni, e le soluzioni ci sono. In fin dei conti sono delle soluzioni che noi abbiamo già nel mondo, basta semplicemente guardarle. È la bellezza della scoperta, dico io, dell'invenzione. Quando tu inventi qualcosa, in realtà non hai inventato nulla, semplicemente hai messo degli occhiali che ti hanno fatto vedere le cose con un colore diverso, sotto un punto di vista diverso. La soluzione esiste già, basta semplicemente applicarla. E allora questa sera voglio presentarvi questo progetto in anteprima. Ve lo voglio presentare perché in questo mese di ottobre, comunque il plebiscito 2013 ha messo in atto una serie di eventi importanti. Avremo delle presentazioni un po' in tutte le sere. Il 15 siamo a Montebelluna, il 17 siamo a Zenda o a Serravalle, non so, non a Vittorio Veneto, no? Che è il nome che è stato imposto dall'Italia in qualche modo. Saremo il 26 tra l'altro a Venezia con una nuova iniziativa dedicata agli imprenditori e dedicata al gemellaggio, proprio con un'azione che sta conquistando l'indipendenza con la Scozia. Ci saranno gli imprenditori di Business for Scotland, ci saranno i rappresentanti dello Scottish National Party a Venezia, e il 27 ottobre saremo con una manifestazione, un corteo, un pressing per il plebiscito per l'indipendenza a Verona, e chiameremo quei comuni, i rappresentanti di quei comuni che hanno approvato e hanno sollecitato l'approvazione del referendum per l'indipendenza, e lanceremo questa iniziativa che questa sera vi anticipo. Allora, in fin dei conti è qualcosa di veramente semplice se lo si va a vedere. Qui ci si nasconde dietro a una questione molto semplice. Tutti hanno, a livello politico, tutte le parti politiche hanno fatto proprio il concetto che il referendum per l'indipendenza del Veneto rispetta pienamente la legittimità internazionale. E su questo è un punto comune, tutti lo condividono. Nessuno si metterebbe in testa di contestare l'indipendenza del Montenegro, della Groenlandia o la nascita di quei 130 stati che hanno fatto sì che dal dopoguerra gli stati indipendenti diventassero da 70 a 200, triplicando di numero. Nessuno si metterebbe in testa di andare contro questo, che è un processo tra l'altro normale in un mondo che va verso la globalizzazione, che quindi scopre l'importanza della territorialità. No, le remore che vengono o le scuse che vengono dal mondo politico sono quelle relative al diritto interno. È incostituzionale, non si può fare, se noi lo facciamo qualcuno ci ferma. Allora facciamo qualcosa di diverso. Facciamo un plebiscito che sia legittimo a livello internazionale e che non confligga con il diritto interno, semplicemente perché va oltre la legislazione dello Stato italiano. E io vi do un altro paragone, uno Stato dell'Unione Europea, l'Estonia. Voi sapete come si svolgono le elezioni in Estonia? Via internet. È nella piena legittimità internazionale che la Estonia decida del proprio destino attraverso l'uso della rete. E noi lanceremo questa iniziativa che può sembrare provocatoria, ma in realtà è rivoluzionaria nel mondo moderno. Noi lanceremo un plebiscito comunale digitale. Metteremo a disposizione a titolo gratuito, a costo zero, dei comuni del Veneto una piattaforma che verificherà ovviamente l'identità di chi ha diritto di votare e permetterà ai cittadini dei comuni di esprimersi e di dare la propria libera espressione sul quesito: vuoi tu che il Veneto diventi una repubblica federale, indipendente e sovrana? E ci mettiamo anche il federale, così i bellunesi giustamente sono contenti, visto che stanno facendo una battaglia a favore dell'autonomia,
e hanno tutti i diritti di vedersela rispettata fin dalla nascita della nuova Repubblica Veneta. Metteremo a disposizione questa piattaforma digitale, ci metteremo a disposizione delle autorità internazionali per il monitoraggio e non violeremo alcuna legge dello Stato italiano, perché le elezioni via internet l'Italia non le contempla nemmeno, perché questo dinosauro della storia è orientato al passato e non sa neanche cosa sia non il futuro ma nemmeno il presente. In questo modo noi assolveremo a una doppia funzione: rispetteremo pienamente la legittimità internazionale e non violeremo la legge dello Stato italiano, che norma esclusivamente il processo elettorale tradizionale, quello con gli scrutatori, cartaceo, con i seggi, con i militari fuori dalle scuole. Non costerà alcunché, sarà a costo zero. Secondo i cultori, i difensori della sacralità dell'unità d'Italia non avrà alcun valore. Secondo chi invece ritiene che prevalga il diritto internazionale rispetto al diritto interno nel momento in cui il popolo si autodetermina, avrà il come valore. E poi ce l'andremo a vedere in sede di organismi internazionali. Questa è un'iniziativa rivoluzionaria, questa è un'iniziativa che fa, come dire, pulizia dei dubbi, ed è un'iniziativa che abbiamo già concepito e che i comuni che hanno già approvato la legge, ma anche tutti gli altri 581 comuni del Veneto, in questi giorni riceveranno come proposta, e che a Verona, 27 ottobre, come tutti i veneti, senza distinzioni di parte, andremo a presentare al mondo in Piazza Bravo, con la firma dei rappresentanti dei comuni che sosterranno questa proposta di delibera comunale. Ulteriore spazio agli altri relatori. Io voglio solo dire che il futuro è come ce lo disegniamo noi, è come ce lo vogliamo, è come ce lo meritiamo, e se noi vogliamo un Veneto diverso dobbiamo elevarci al di sopra del grigiore italiano, dobbiamo scrollarci di dosso dalle spalle da un lato quel provincialismo che l'Italia in qualche modo ci vuole mettere addosso, ci vuole inoculare, e dall'altro quel grigiore con la mediocrità. I Veneti nella storia e nel mondo hanno sempre rappresentato un faro di civiltà. Torniamo ad accendere quel faro di civiltà. Grazie.